Buonasera, grazie per essere venuti a questo nuovo incontro di musica e filosofia, grazie all'Ateneo che ci ospita, ma grazie soprattutto ai nostri ospiti, la professoressa Roberta Dreon, professoressa di estetica al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali di Ca' Foscari, e al giovane Filippo Battisti, che è un dottorando di ricerca proprio in filosofia. Siamo felici che ci sia un giovane, un tutor che lo porta in qualche modo che lo porta così a comunicare, a fare le prime importanti esperienze davanti a una platea prestigiosa come quella dell'Ateneo. L'idea è appunto di affiancare sempre un approfondimento di un tema filosofico legato alla musica, e poi ascolterete un giovane sassofonista bravissimo del Conservatorio Benedetto Marcello, che ci porterà due esempi di linguaggio musicale del Novecento, appunto perché oggi parleremo di musica e linguaggio, di questa relazione finissima che i nostri ospiti cercheranno di analizzare e di portare alla vostra conoscenza. Io dico solo due parole per quello che riguarda il programma musicale. Sentirete una sequenza di Berio. Berio ha scritto 14 sequenze per strumento solista, compresa la voce umana. È un'occasione per approfondire la capacità virtuosistica ma anche linguistica di ogni strumento, un modo per trasformare la materia in linguaggio, e ogni strumento diventa quasi un personaggio teatrale che viene proprio sviscerato come se fosse una sorta di teatro musicale sulla scena. Quindi sentirete anche molte sperimentazioni dal punto di vista sonoro, tecnico. La sequenza che sentite oggi è nata per clarinetto, poi è stata trascritta per sassofono contralto e anche per clarinetto basso. Invece poi sentirete un brano di Bono, sempre autore del Novecento, però un linguaggio molto più semplice, più anche fruibile per chi è meno addentro al repertorio contemporaneo. Quindi due esempi di uso del linguaggio musicale che verranno ad arricchire ed integrare quanto i nostri ospiti ci racconteranno. Bene, buon ascolto. Intanto comincio con ringraziare Letizia dell'invito, che è stato assolutamente gradito, e spero appunto di essere all'altezza di questo invito. Allora, oggi per arrivare a parlare di musica e filosofia partirò da tutte le altre arti, cominciando con quelle visuali. Qua vedete una foto di Zinedine Zidane, che conosciamo tutti se non altro di nome, calciatore di gran classe e allenatore di successo. Nel 2005, quando era ancora in attività, due artisti, l'algerino Philippe Parrenaud e lo scozzese Douglas Gordon, hanno deciso di dedicargli un film. Più che un film è forse definibile come un'installazione su grande schermo, scusate. Ma ancora, più che un film, quello di Parrenaud e Gordon è un ritratto in movimento, e questa espressione è appunto importante per quello che andrò a dire. Non a caso l'opera si intitola Zidane, a 21st Century Portrait, un ritratto del XXI secolo. Ecco, mi interessano alcuni aspetti di quest'opera. Prima di tutto la tecnica. Durante un match ufficiale del Real Madrid sono state puntate 17 telecamere ad alta definizione su Zidane, senza perderlo neanche un attimo, anche quando il pallone o l'azione di gioco erano lontani da lui. Le immagini sono poi state montate alternando le riprese di ciascuna delle 17 telecamere, a cui sono stati aggiunti commenti musicali e una narrazione di un voice-over. Ora, dobbiamo chiederci che cosa volevano fare Gordon e Parrenaud con quest'opera. L'indizio principale viene proprio dal titolo, un ritratto del XXI secolo. È evidente che, secondo loro, per raccontare, non dico neanche l'uomo, ma anche solo il giocatore Zidane, un ritratto ad olio su tela o anche, saltando avanti di secoli, una fotografia non sarebbero stati sufficienti. Un atleta va raccontato durante quello che lo definisce come tale, quindi durante il suo sforzo fisico e cognitivo principale, cioè la partita. Un ritratto sicuramente racconta, nel senso di narrare una storia circa chi compare in esso, la società del suo tempo, e spessissimo racconta qualcosa anche di chi quel ritratto lo fa. Gli esempi di queste caratteristiche di un buon ritratto sarebbero tanti e tali che non vale neppure la pena di menzionarli.
Un ritratto riesce dunque a fare molte cose, ma facendo un passo indietro, un ritratto prima di tutto rappresenta una persona che banalmente deve essere riconoscibile come tale e deve consentire una più o meno immediata, però direi abbastanza immediata, e dopo lo vedremo, associazione tra il rappresentante, quindi diciamo il dipinto, e il rappresentato, la persona. E qui arriviamo più propriamente al tema del mio intervento di oggi. Gordon e Parrenot volevano fare un ritratto che raccontasse, anche tramite gli interventi parlati, Zidane, ma che anche lo rappresentasse da un punto di vista visuale nella maniera più fedele possibile, anche perché dal punto di vista del gioco del calcio, del piacere estetico, delle immagini in quanto tali, questo film, almeno dal mio punto di vista, non è particolarmente illuminante o godibile. Adesso, mentre parlo, faccio andare una clip di questo film, che appunto possiamo vedere, giusto per darvi un'idea di questa opera di cui vi sto parlando. E allora capiamo che l'intento di Gordon e Parrenot è un altro e possiamo cominciare a concepire il loro film come un ritratto in movimento, in cui ogni minuto di ripresa concorre a costituire il risultato finale. Questo risultato è ottenuto anche grazie alla scelta di non fare un piano sequenza, ma appunto di montare le riprese di più telecamere diverse. Quindi i due cineasti hanno voluto utilizzare uno strumento diverso per fare però esattamente la stessa cosa che facevano Goya o Velázquez ai loro tempi, appunto con altri metodi, ottenendo però anche qualche risultato diverso nel perseguire lo stesso fine. Infatti Zidane, un ritratto del XXI secolo, si configura come un caso in cui paradossalmente ogni pennellata corrisponde al ritratto finito, al pari della pennellata successiva. Questo film però tocca un altro tema artisticamente e filosoficamente importante, secondo me. Vale a dire, nella rappresentazione di qualcuno o qualcosa, in questo caso restiamo sul qualcuno, qual è il rapporto tra la fedeltà di una rappresentazione artistica e il tempo? Con tempo intendo sia il tempo dell'opera, che nel caso di un dipinto o di una fotografia è istantaneo, nel caso di un film è molto più dilatato, sia il tempo che scorre nella vita del rappresentato, quindi della persona. Secondo quest'ultimo criterio, il film su Zidane può essere stato fedele a Zidane stesso per il tempo della partita, per come era lui in quel lasso di tempo, o, volendo essere più caritatevoli, per il tipo di giocatore che era in quel periodo. Ma può un ritratto essere fedele a una persona per tutta una vita? E qua vorrei appunto interrompere il video e passare al secondo autore, diciamo, che voglio prendere in considerazione oggi. Michel de Montaigne ha provato a verificare questa affermazione, cioè se un ritratto possa essere fedele a una persona per tutta una vita. Montaigne, un nobile francese vissuto all'epoca delle guerre di religione di fine Cinquecento, durante tutta la sua vita ha scritto un'unica opera, i Saggi, raccolti in 2 imponenti volumi, tra l'altro tradotti in uno splendido italiano. I saggi sono di argomento, lunghezza e profondità concettuale molto varia tra di loro. Spaziano dai racconti delle sue malattie, dei suoi calcoli renali, passando per il relativismo culturale o l'arte della conversazione, le sue esperienze in politica, per finire con un saggio molto più lungo degli altri che parla che è un'apologia di uno scetticismo cristiano mascherato da difesa della teologia tradizionale, quindi capite che si spazia molto. Ora, la cosa veramente interessante è che Montaigne teneva molto al rapporto che c'era tra il libro, i saggi e se stesso, dichiarandolo esplicitamente. E la relazione, per usare le sue parole, tra i due doveva essere di consustanzialità. Quindi nello scrivere il libro Montaigne mette se stesso tra le pagine e dunque, secondo lui, leggere le pagine è leggere dentro Montaigne, è leggere Montaigne stesso. Fin qua tutto bene, ma la scrittura e soprattutto la riscrittura di questi saggi è durata più di 15 anni e l'ultima edizione è, per citare dall'introduzione di Sergio Solmi alla traduzione italiana, foltissima di variazioni, interpolazioni e aggiunte, dandoci veramente l'idea di un'opera che cresce all'infinito per successive stratificazioni, di un vecchio tronco che rigermoglia inesausto alle sue grandi stagioni e inestricabilmente allaccia le nuove alle antiche fronde. Quindi
Modificando un'espressione di Jean Straubinski, che ha scritto un saggio su Montaigne che si chiama Montaigne in movimento, i saggi di Montaigne sono un ritratto in movimento al pari di quello zidaniano, seppur spalmato sul lasso di tempo ben più ampio. Prova ne sia il fatto che nella versione che possiamo leggere oggi sono indicate le modificazioni e integrazioni apportate da Montaigne nel corso degli anni durante le 3 edizioni che l'opera ha conosciuto, 2 in vita e l'ultima postuma, rispettivamente 1580, 88 e 95, che sono contrassegnate da delle A, B e C tra parentesi all'interno del testo. E non sono riuscito a portarvi una foto, ma la cosa molto interessante dei saggi è che le 3 versioni sono veramente incastrate l'una sull'altra nella maggior parte dei casi. Quindi non si tratta di semplici revisioni, che peraltro sono fisiologiche per qualsiasi tipo di testo. Si tratta piuttosto di aggiornamenti, quindi l'asse del tempo entra in questa espressione, dicevo aggiornamenti apportati dall'autore per appunto aggiornare il suo ritratto, per stare dietro e dare conto allo scorrere del tempo. L'opera è fatta della stessa materia di cui è fatto il suo autore. L'autore cambia nel tempo, l'autore deve cambiare l'opera progressivamente ai cambiamenti che avvengono in lui perché gli sia fedele, affinché gli sia fedele. Quindi una sorta di ritratto di Dorian Gray che invece che invecchiare per conto suo viene continuamente ripennellato dal suo stesso creatore, che contemporaneamente però in maniera interessante ne è l'oggetto. Più o meno la stessa cosa che succede per Zidane, ma nell'arco temporale di quasi una partita di calcio invece che di una vita intera. Insomma, il film di Douglas e Parrenot su Zidane dovrebbe essere inteso come un ritratto, nel senso di dipinto, di cui è stato srotolato il DNA, per così dire. Se il film fosse compresso in un istante, sarebbe esattamente un quadro. E se un quadro potesse dispiegarsi, assomiglierebbe alle riprese montate di Zidane, un ritratto del XXI secolo. Ora, parlando di rappresentazione e di fedeltà della rappresentazione al rappresentato, non si può non pensare al concetto di mimesi, parlando di arte. Pensando alle 17 telecamere su Zidane e alle migliaia di riscritture da parte di Montaigne alla sua opera in letteratura, viene in mente ciò che, tra gli altri, ha fatto Paul Cézanne, quando, vi faccio vedere, dipinse per molte volte lo stesso soggetto, in particolare un paesaggio, la montagna Sainte-Victoire, presso Aix-en-Provence, in Francia. Più precisamente l'ha dipinta almeno una 30 di volte, e mai nello stesso modo. Oggi per me non è interessante il modo in cui l'ha fatto da un punto di vista tecnico, né le singole differenze tra le varie versioni, che una sia più arancione, l'altra più blu, che in alcuni si vedono dei altri dettagli che in altri non si vedono e così via. Ma la domanda è perché ha fatto qualcosa del genere? Queste 30 versioni non erano certo prove per una ipotetica versione finale, magari sincretica di tutte le altre. Ammettiamo quindi che lo scopo fosse invece sfidare il principio di rappresentazione e il concetto di mimesi nell'arte pittorica. E se discutiamo di fedeltà nel rappresentare, questa nozione è sicuramente centrale, quella di mimesi. Un esempio per eccellenza di tecnica rappresentativa che vuole andare incontro alla realtà, cioè esserle fedele, è quella della prospettiva geometrica. Che cos'è la prospettiva geometrica? È banalmente un tentativo di dare conto della terza dimensione, della profondità, pur avendone a disposizione soltanto 2 con gli strumenti pittorici, appunto parlando di immagini. Ora, come ha fatto notare Panofsky, il successo di questa tecnica di rappresentazione è storicamente determinato e non è quindi da ritenersi costitutivamente migliore di altre in quanto a vicinanza alla realtà, quanto a fedeltà alla realtà, per usare la stessa parola che ho usato prima. E perché mai però? Semplicemente perché noi non esperiamo la realtà in quella maniera. Voglio dire che il nostro guardare non è un guardare secondo la prospettiva geometrica, come se guardassimo le cose e il mondo intero da un punticino isolato e privilegiato rispetto al resto. Consentitemi questa analogia, come quando guardiamo una mappa, come quando apriamo Google Maps sul computer. Il modo in cui usiamo il senso della vista, semmai, quindi il modo in cui facciamo esperienza delle cose tramite esso, assomiglia a Google Street View, a 360 gradi ed è formato sfericamente agli angoli. Quindi qui comincia ad esserci una vista incarnata che, tra virgolette, si sporca le mani con l'ambiente che lo circonda. Ora, a sentire il filosofo Merleau-Ponty,
Cézanne, con la sua pittura, tentava proprio di dar conto di questa faccenda. Date tutte queste premesse, la scelta di rappresentare diverse volte la veduta della Sainte Victoire è estremamente significativa, perché sceglie di ritrarre lo stesso oggetto più volte, senza mai però farlo uguale, tra virgolette, vuol dire mostrare attraverso un processo rappresentativo che non esiste un oggetto passivo rispetto al processo di conoscenza da parte di un soggetto. E nella filosofia di Merleau-Ponty questa è una posizione vecchia e scorretta soprattutto. La questione va invece posta in questi termini. Il soggetto si sporca sempre le mani, o in questo caso gli occhi, con quello con cui ha a che fare e ne è a sua volta influenzato. L'esperienza percipiente è incarnata per sua natura ambigua e double face. Quindi la Sainte Victoire ci guarda mentre la guardiamo e non è passiva alla nostra visione. Ed è per questo che ha senso dipingerla più e più volte, perché io non sarò mai lo stesso e lei non sarà mai la stessa in diversi punti su una linea del tempo. Quindi la raccolta delle Sainte Victoire può essere intesa come una somma parziale che concorre a comporre un ritratto di un oggetto solo. Nessuna sarà mai lontanamente esaustiva considerata singolarmente, ma neppure dipingendone una al giorno potrò mai raggiungere una totalità finita, nel senso di conclusa, di che cosa è la Sainte Victoire. A questo proposito trovo anche una forte analogia fra una delle versioni di Cézanne della montagna e una qualsiasi inquadratura del ritratto del XXI secolo di Zidane o un singolo saggio degli essai di Montaigne. Nel senso che, approfondendo quanto detto prima, grazie all'esempio dei dipinti di Cézanne, capiamo meglio che per quanto la ricerca possa durare quasi 2 decenni, come nel caso di Montaigne, il risultato tenderà alla fedeltà totale, ammesso che esista qualcosa del genere, ma non riuscirà mai a toccarla. Quindi ormai è chiaro che il problema che volevo toccare oggi è la rappresentazione lungo l'asse del tempo. Ritrarre qualcosa o qualcuno, rappresentarli, significa usare altri mezzi per riferirsi a loro, quindi ai rappresentati. Rendere il rappresentato riconoscibile, dicevamo prima, in altre parole, far sì che chi ne fruisca possa intuitivamente cogliere il collegamento tra il medium artistico e il referente nella realtà. Quindi la domanda ulteriore è: come cambia questo rapporto lungo il corso del tempo? Ma è chiaro che per quanto riguarda la musica, e finalmente arrivo alla musica, stiamo giocando in un campo totalmente diverso rispetto alla pittura, al cinema e alla scrittura, che sono gli esempi che ho fatto. Perché nel caso della musica il referente c'è o non c'è? E questo è stato oggetto di dibattito in filosofia. La musica può rappresentare qualcosa o qualcuno? Le posizioni in merito sono assai banalmente 2, sì e no. La mia sensazione però è che con gli argomenti la posizione con gli argomenti un po' più convincenti sia quella per il no, che forse è anche quella del senso comune. La musica è sempre stata additata come la più astratta delle arti e quindi non può e non può neanche essere, volendo, rappresentazionale. Quindi con questo dissolvendo anche la questione di come il rapporto di rappresentazione cambi nel tempo. La musica, semmai, certamente può essere associata in maniera personale o intersoggettiva ad oggetti, situazioni, persone, periodi di tempo, ma tutti questi non sono rapporti di rappresentazione propriamente, sono appunto associazioni. Allo stesso modo si può discutere all'infinito se un certo brano evochi oppure alternativamente descriva un'emozione. Mi spiego, un brano in minore può sicuramente evocare un mood triste, ma allo stesso tempo si può dire che chi lo ha composto forse stava descrivendo il suo proprio stato d'animo triste. Secondo un filosofo, Nussbaum, più in generale, una performance musicale è una rappresentazione di tipo push me pull you, che è un termine tecnico, che cosa significa? Contemporaneamente, da un lato, indica un piano musicale e dall'altro prescrive all'ascoltatore di farlo proprio, in termini di coinvolgimento psicomotorio. Quindi, dicevo, un pezzo di musica triste è triste perché descrive la tristezza ed è triste perché invita alla tristezza. Ma questa operazione appunto è un push me pull you. Le due operazioni vengono svolte allo stesso tempo, non c'è una distinzione operativa o una distinzione possibile tra i due momenti. Però tornando alla possibile o impossibile rappresentazione da parte della musica di oggetti o persone, un filosofo che citerò molto nell'ultima parte di questo intervento, Urmson, comincia col far notare che il rapporto di rappresentazione non è lo stesso
che è il rapporto di somiglianza, perché quest'ultimo è simmetrico. Se io assomiglio a mio fratello assomiglia a me, e la cosa è reciproca. Mentre la rappresentazione sarebbe asimmetrica. Se l'introduzione dell'inverno di Haydn rappresenta la fitta nebbia di dicembre, la fitta nebbia di dicembre non rappresenta l'introduzione dell'inverno di Haydn. Urmson comunque non nega che in ridottissime sezioni o in ridottissimi momenti, ecco, ci sia di un'opera, ci sia l'intenzione del compositore di restituire null'altro che una rappresentazione in musica di oggetti extramusicali. Il caso più semplice, appunto, è quello dei suoni. Mi spiego, nella pastorale di Beethoven gli strumenti dell'orchestra si può dire che imitino il canto di un cuculo e nel farlo sono convincenti. Casi simili sono pensabili altrove per il rumore dei tuoni, lo scalpitare degli zoccoli dei cavalli e altri esempi simili. È anche interessante notare come in contesti come questo la lifelike fidelity, che significa appunto la fedeltà a quello che c'è nella realtà rispetto appunto al rapporto tra rappresentato e rappresentante, non sia assolutamente necessaria per la felice comprensione del rapporto di rappresentazione. Cosa significa? Facendo un passo indietro, dimenticandoci per un attimo delle convenzioni musicali dell'ascolto che tutti noi abbiamo introiettato da molto tempo, è ovvio che il timbro dei timpani usati, ad esempio, per rendere conto dello scalpitio dei cavalli non è lo stesso dell'effettivo rumore dello scalpitio dei cavalli, cioè se io andassi a registrare dei cavalli che scalpitano avrebbe un suono completamente diverso dal punto di vista delle caratteristiche sensibili rispetto a quello dei timpani. Certo, lo ricorda secondo certi parametri come ritmo, intensità e tutto quello che vogliamo, ma ci sono delle differenze altrettanto ovvie che però diamo per scontato. Un bambino molto piccolo o un ascoltatore non abituato alla musica occidentale farebbe fatica a capire di che cosa si tratta. Mi ricorda l'esempio di certe popolazioni isolate in alcuni angoli del mondo che non avevano gli strumenti culturali per comprendere una fotografia. Vedendo anche se stessi su una foto istantanea appena scattata davanti a loro, erano incapaci di riconoscersi e di capire il rapporto rappresentazionale e quindi il collegamento tra rappresentante e rappresentato. Quindi per quanto siano casi limite in cui il richiamo di un uccello non possa essere eseguito meglio che con un flauto traverso, faccio un esempio a caso, perché la somiglianza timbrica è praticamente perfetta, questa però non è assolutamente necessaria perché il rapporto di rappresentazione sia comprensibile. Sarebbe come dire, in poche parole, che un mio dipinto non mi assomiglia perché toccando il colore della tela avrei una sensazione tattile molto diversa rispetto a toccare la mia pelle. Però, non di meno, riusciamo assolutamente a capire che è un mio ritratto. Questo della rappresentazione dei suoni, comunque in musica, dei suoni appunto extramusicali in musica, resta comunque un caso minore e limitato e in definitiva anche poco interessante filosoficamente. E però pure questo caso abbastanza semplice è toccato da un dubbio, che è il seguente: precisamente come faccio a capire che l'uso delle percussioni, mettiamo timpani e piatti, in una composizione vuole proprio rappresentare un tuono e magari il lampo di un fulmine? È possibile che io abbia bisogno di conoscere il titolo di quella composizione? Questa è un'ipotesi assolutamente plausibile. Se questa composizione si chiama Notte di tempesta a Mestre, è chiaro che sarò molto aiutato dal conoscerlo per comprendere il rapporto rappresentazionale, altrimenti avrei potuto pensare a qualsiasi altra cosa, ascoltando lo stesso suono, appunto i timpani e i piatti, un accesso di rabbia, dei colpi di pistola, oppure semplicemente un momento di puro accento ed enfasi a livello musicale. Niente avrebbe legato la mia interpretazione del suono al fulmine, se non il caso. Tutto questo però generalmente non si dà per i ritratti, tornando indietro. Se conosco Zidane e vedo un ritratto di Zidane, so che è Zidane anche senza sapere che il quadro si chiama Ritratto di Zidane, oppure se non lo conosco mi è comunque chiaro che rappresenta un uomo di 45 anni, eccetera, eccetera. Questo, secondo un altro filosofo della musica, Davies, è abbastanza per dire che la musica non può essere autonomamente rappresentazionale. E a questa tesi però ha avuto come dire, gli è stato controbattuto da Kivi,
che facendo il caso della musica a programma sostiene che ignorare il titolo dell'opera in questione è un errore grave da parte dell'ascoltatore, in quanto il titolo è una parte fondamentale dell'opera stessa. Sarebbe come ascoltare un disco di pop music spegnendo il canale della voce, si perderebbe tutto il senso. E chi vi rilancia dicendo che alcuni dipinti, che pure sono rappresentazionali, non si capiscono al volo senza titolo, per cui questa differenza tra musica e pittura non si dà. Esatto, volevo fare questo caso. Davis replica che i casi ambigui nella pittura in realtà sono dei casi limite, sono dei casi parassitari rispetto al caso standard mimetico semplice. Siamo tutti d'accordo che Broadway Boogie Woogie di Mondrian non sia di immediata riconoscibilità rappresentazionale, a meno che uno non conosca a memoria la topografia di New York City. Ma se un dipinto vuole essere rappresentazionale, normalmente la cosa è chiara al fruitore. Mentre appunto in musica il 90% dei casi di ipotetica, supposta, voluta rappresentazione hanno un grado di ambiguità molto più alto. E inoltre è sì vero che il titolo fa parte dell'opera, ma un conto è dire che il titolo è un elemento inscindibile di un'opera importantissimo per un apprezzamento adeguato della stessa, ma tutt'altro conto è dire che il titolo è condizione necessaria per capire il rapporto di rappresentazione. Sono due conti assolutamente diversi. E Davis fa un esempio molto divertente. Si può capire la mer di Debussy sia credendo che il titolo sia la mer nel senso di il mare, quindi pensando che la musica rappresenti l'andare e il venire delle onde, la spuma marina e quant'altro, sia credendo che un ascoltatore che ha solo sentito e non letto il titolo, credendo che la mère nel senso della madre di Debussy, quindi attribuendo alla signora le indicazioni del piano musicale in termini di incostanza, maestosità e tutto quello che volete. Oppure, ultimo caso, si può capire la mère di Debussy anche ignorando il titolo e apprezzando la potenza della linea di basso, l'ingresso degli archi e via dicendo. Resta comunque il problema che la musica a programma è un sottogenere della musica tutta e la nostra domanda era appunto filosofica, era appunto generale. Quindi concludo con alcune considerazioni di Urmson che proponendo il fatto che il movimento parallelo delle terze nell'accompagnamento di Non Vandre Maria rappresenti il movimento di Maria e Giuseppe che camminano assieme verso Betlemme, appunto, che è quello che viene raccontato dalla voce che canta. Appunto, proponendo questo, però, lui stesso si chiede, però che cosa significa movimento parallelo, che è l'espressione che lui usa per rendere conto di questa somiglianza che diventa un rapporto di rappresentazione. Movimento parallelo non è assolutamente, come espressione, non è assolutamente intuitiva o univoca nei suoi dettagli. E allora si apre il problema: può una parte musicale muoversi nello stesso senso in cui una persona si muove? E qui ci sono, e sono veramente alla conclusione, due grandi panorami che si aprono e che lascerò aperti. Il primo, più recente e complicato, è quello del paradigma psicologico della cognizione incarnata, secondo cui anche le parole e i concetti astratti che apprendiamo hanno una radice nel sistema sensimotorio e quindi anche l'ascolto che facciamo della musica attiva il nostro sistema motorio, quindi facendo questo esempio in particolare del movimento in musica e del movimento rappresentato, ci potrebbe essere forse un'estetica particolare che potrebbe rispondere sì, l'ascolto della musica ci attiva nel movimento e quindi sì, una parte musicale in un certo senso può muoversi come una persona si muove. Però l'ultimo panorama, e quello più propriamente linguistico che forse avrei dovuto trattare sin dall'inizio, è il seguente. Non è forse che il problema della rappresentazione in musica, di ciò che musica non è reso inestricabile da una questione più linguistica che altro, perché d'altronde il lessico musicale, sia quello tecnico sia quello da profani, è dall'inizio alla fine metaforico e quindi le nostre confusioni sulla presunta rappresentazionalità della musica potrebbero nascere e finire proprio su questo punto. Grazie. Si sente, sì.
Anch'io ringrazio naturalmente Letizia, ringrazio l'Ateneo Veneto di essere in questa stanza meravigliosa. Sono un po' intimorita, devo dire la verità, a parlare in questo bellissimo ambiente. Allora, dunque, ci eravamo parlati per strada, cosa racconti tu, cosa racconto io. Devo dire che nella tua mi hai dato un gancio formidabile, e cioè il tema della rappresentazione in musica, e comincerò il mio breve intervento proprio da qui, cioè dal fatto che in un determinato periodo dello sviluppo dell'estetica filosofica proprio il carattere non rappresentativo della musica è stato il motivo che ne ha fatto l'organo supremo della metafisica. E dunque dividerò il mio appunto breve intervento in due parti. Una prima parte molto, molto classica, in cui farò riferimento ad alcuni autori fondamentali che hanno fatto la storia dell'estetica filosofica, ma anche che hanno avuto un enorme peso su pittori, musicisti, Kandinsky, Schoenberg, letterati, Musil per esempio. Si tratterà soprattutto di Schopenhauer e di Nietzsche. E poi farò invece, nella seconda parte del mio intervento, mi sposterò completamente d'ambito, andrò sul dibattito contemporaneo, un dibattito interdisciplinare non esclusivamente filosofico, sul tema di questa serata, e cioè sul tema musica e linguaggio. Dunque, con l'affermarsi di quella che alcuni autori, per esempio Gentili, hanno definito la metafisica dell'arte, ovvero l'idea che l'arte sia il vero organo per comprendere la verità dell'essere, oltre appunto la mera rappresentazione, il mondo meramente rappresentato, si è profilata sull'orizzonte dell'Ottocento una dicotomia molto forte tra musica e linguaggio. Una dicotomia molto forte tra musica e linguaggio che in una certa tradizione filosofica, quello appunto schopenhaueriano-nietzschiana, ha decretato la superiorità della musica sul mezzo linguistico. Il mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer, che conta, come è noto, 3 edizioni, la prima nel 1819, la seconda nel 1944 e la terza nel 1859, nel corso del primo libro inanella tutta una serie di paragrafi che forniscono una critica molto serrata al linguaggio e alle sue capacità di cogliere il vero. Il paragrafo 9 dice che il linguaggio è il telegrafo della ragione, che si limita a trasmetterne i concetti, i quali non sono modi per agganciare, carpire il reale. Chissà se c'era anche una dimensione nattivista implicita in Schopenhauer. Non sono mezzi per carpire il reale, ma sono forme del nostro irretimento, no? In un mondo meramente fenomenico. E il linguaggio non fa che veicolare questo tipo di convinzione falsa, mendace. Il linguaggio che cosa fa? Ci consente una comprensione, dice Schopenhauer, immediata ed esatta, senza intromissione delle immagini, della fantasia. Fa l'esempio addirittura della lettura di un libro e dice: quando io comprendo un libro, quello che sto facendo non ha a che fare con un avvicendarsi di immagini in me, lettore, ma ha a che fare con una comprensione esatta, concettuale. Insomma, abbastanza strana questa cosa. C'è un'immagine molto interessante in uno dei paragrafi successivi, il paragrafo 11, in cui molto efficacemente, secondo me, Schopenhauer paragona le capacità della ragione rispetto a quelle del sentimento, e quindi del linguaggio rispetto all'arte e alla musica, alla differenza tra una composizione musiva, no? Tra un mosaico, tra le tessere di un mosaico, e invece un dipinto.
Qual è il problema delle tessere del mosaico? Il problema delle tessere del mosaico, della rappresentazione musiva, è che per quanto queste tessere siano piccole, queste tessere sono discrete, sono unità discontinue, discrete, che frammentano ciò che frammentario non è. E naturalmente sappiamo che per Schopenhauer la volontà è una. Il paragrafo 12 ci dice chiaramente che il sapere della ragione ci irretisce nella rappresentazione e il linguaggio, che è per antonomasia l'organo della ragione, ci fa sprofondare in questa superficie meramente appunto fenomenica, secondo un'interpretazione neoplatonica di Kant, che è il mondo meramente fenomenico. E quindi, dice Schopenhauer, l'arte è nemica del concetto. È la musica, che per Schopenhauer è la massima tra le arti, è estremamente nemica del concetto. E quando la musica fa uso, ricorre al linguaggio e ricorre al concetto, è cattiva musica, è cattiva arte. E questo lo dice molto chiaramente in un paragrafo molto lungo, molto bello, il paragrafo 52 del terzo libro, in cui appunto sostiene che la musica, la massima delle arti, quella che è capace di farci arrivare niente meno che alla volontà, è l'arte massimamente estranea al concetto e al linguaggio, appunto perché non è rappresentativa. Troveremo degli echi potentissimi di questo in Kandinsky, nello spirituale nell'arte e nel suo carteggio con Schoenberg, in cui Kandinsky sostiene che la stessa pittura deve fare quello che ha fatto fino ad allora la musica, ovvero emanciparsi dalla necessità di ritrarre, no? Di rappresentare il reale, perché il reale in realtà è mera superficie, mero fenomeno. La musica è separata da tutte le arti perché è in grado di agire, dice Schopenhauer, sulla profonda interiorità dell'uomo. E addirittura, a questo proposito, molto interessante, mi piacerebbe sapere cosa ne pensano i musicologi a proposito, Schopenhauer mostra tutto il suo discredito nei confronti di una concezione matematizzante in termini quantitativi della musica, quale si era affermata in Leibniz, preferendo invece la melodia, che mostra di ignorare il mondo fenomenico, appunto di esimersi da ogni necessità rappresentativa e invece fermandosi esclusivamente alla volontà stessa, no? Di cui è non rappresentazione ma manifestazione. Questo tipo di lezione sarà importantissimo per il primissimo Nietzsche, per il giovane Nietzsche, il Nietzsche della nascita della tragedia, dallo spirito della musica, ricordiamoci bene. La seconda edizione sarà invece grecità o pessimismo, ma la prima edizione è dallo spirito della musica. Quale musica? La musica, dice Nietzsche, è il vero exercitium metafisiche, è il vero modo l'autentico modo per riuscire ad arrivare, no? All'essenza più profonda delle cose, al nulla che sta dietro le cose. Quale musica? Nietzsche, appunto erede di Schopenhauer, privilegia la musica dionisiaca, che secondo a suo dire è una musica basata prevalentemente sulla melodia, piuttosto che sul ritmo. Perché? Perché nella musica dionisiaca è possibile perdere i confini, ricordiamoci le tessere del mosaico, no? Perdere i confini tra individuo e individuo e ritornare in qualche modo all'unità, no? Primordiale. E poi c'è un omaggio enorme a Schopenhauer, nel paragrafo 16, c'è un passo lunghissimo tratto da quel paragrafo 52 di cui vi ho accennato prima, del mondo come volontà e rappresentazione, che Nietzsche prende di peso e trasporta lì. Però questo non è tutto Nietzsche, questo è il giovane Nietzsche. Pochi anni più tardi, in realtà, 1862-1878, pochi anni più tardi Nietzsche cambia idea.
cambia idea nei confronti di Schopenhauer, cambia idea nei confronti di Wagner e cambia idea, ma non lo dice, da questo punto di vista era forse un po' vigliacco Nietzsche, cambia idea anche nei confronti di se stesso e del suo modo di concepire la musica. È in un capitolo molto interessante, secondo me, di Umano troppo umano, nella parte quarta, che si intitola Dell'anima degli artisti e degli scrittori, si lancia con acredine, direi, illuministica, contro l'idea che la musica sia il vero strumento per agganciare, no? La verità più vera, sia l'unica fonte verace di una conoscenza che non è razionale ma che è sentimentale, no? E che cosa dice? Dice, ci sono due paragrafi secondo me molto incisivi da questo punto di vista, il paragrafo 215 e 216. Nel paragrafo 215 dice che la musica non è il canale attraverso il quale ci parlano la volontà e la cosa in sé, e che la musica ci appare ora come il linguaggio immediato del sentimento. Perché? Perché ci siamo abituati a un simbolismo che si è depositato via via nella musica, del quale ora non ci rendiamo conto, perché appunto si è sedimentato in noi ed è diventato, per dirla con un'espressione che Nietzsche non usa ma che potremmo usare e prendere dal dibattito contemporaneo, è diventato seconda natura. Dice Nietzsche, la musica è intessuta di fili di concetti e di sentimenti. Ora possiamo avvalerci di una comprensione rapida, questa è una formula di Nietzsche, del simbolismo musicale, perché appunto perché ormai altri hanno fatto prima di noi e questo processo di sentimentazione è ormai arrivato a compimento. E quindi nel paragrafo successivo, il 216, addirittura Nietzsche sembra, non lo fa in realtà, sto un po' esagerando, però sembra in qualche modo presagire la possibilità di un'origine comune, ed è a questo che volevo arrivare, della musica e del linguaggio dal gesto comunicativo. E questa è la prima parte delle cose che vi volevo dire. Quindi un'opposizione molto forte, molto dicotomica, tra musica e linguaggio, che è propria di una tradizione maggioritaria nell'estetica filosofica e che ha avuto grandi ripercussioni sia in filosofia, pensiamo a tutto il tema dell'ineffabile, ma anche del misticismo, ma anche appunto in musica, in pittura, in letteratura. Il dibattito, faccio il salto verso il dibattito contemporaneo, un salto notevole perché le prime cose di questo dibattito risalgono più o meno agli anni 90. Un dibattito che vi dicevo essere interdisciplinare, che torna a mettere insieme ciò che era stato separato, musica e linguaggio. Gli esponenti di questo dibattito sono vari e non sono per lo più filosofi, sono studiosi con una forte verve teorica, sono antropologi naturali meglio, sono psicologi comparativi, psicologi evoluzionisti, sono paleoarcheologi che si interrogano sull'origine del linguaggio e che si interrogano sull'origine della musica. Vi faccio alcuni nomi. Due donne, una antropologa naturale che si chiama Dean Falk, che ha scritto Finding Our Tongues, trovare la nostra lingua, con un capitolo molto interessante sul tema della musica. Un'altra studiosa che si chiama Ellen di Sarnajake, che è venuta più volte a Venezia e che è una antropologa, etologa con interessi sulla origine evolutiva delle arti. E poi altri autori come Stephen Brown, che è uno scienziato cognitivo non
cerebrocentrico, ecco, cioè non incentrato, che predilige un approccio comportamentale piuttosto che strettamente cerebrocentrico. Stephen Meaton, che è un paleoarcheologo, e un altro autore ancora che si chiama Tecumseh Fitch, il quale è invece uno psicologo evoluzionista comparatista. Tutti costoro hanno scritto di musica e di linguaggio, trovando come prima formulazione antesignana della loro idea gli scritti, alcune tesi di Rousseau da un lato, e dall'altro del linguista novecentesco Jespersen, i quali Rousseau e Jespersen sostenevano la possibilità di una comune origine del linguaggio e della musica, piuttosto che una loro drammatica contrapposizione. Dicono tante cose questi autori, voglio essere estremamente sintetica e fermarmi solo su alcuni aspetti. Li raggruppo per comodità, potrei dire per ragioni euristiche, ma non è vero, non è per ragioni di ricerca, è solo per ragioni di comodità. Allora, le prime due autrici, Dean Falk ed Helen di Sanayake, su che cosa hanno lavorato? Appunto, una lavora sulle origini del linguaggio e lavorando sulle origini del linguaggio è costretta a occuparsi delle origini della musica, e l'altra lavora sulle origini evolutive delle arti. Entrambe gettano una luce molto forte sulla ontogenesi, sul processo di ontogenesi umana e insieme sul processo di filogenesi umana, ovvero sia sul tema dello sviluppo, no? Del singolo individuo dall'infanzia alla maturità, sia dello sviluppo dell'umanità, no? dalle forme precedenti, no? Dagli ominidi non umani agli ominidi e poi al tipo di uomo che noi siamo, l'Homo sapiens. E su che cosa si fermano? Si fermano a considerare quelle che chiamano, con una felice espressione di Sanayake, aesthetic incunabula, gli incunabula, le prime forme estetiche, che sono per Dean Falk anche le prime forme linguistiche, meglio comunicative, e musicali. Quali sono queste forme? Il topos che loro individuano è la comunicazione, la forma di protoconversazione che si viene a creare tra la madre o chi si prende cura di un bambino molto piccolo e il neonato. La parte materna generalmente viene chiamata madrese o motherese come si legge in letteratura, e riguarda quel tipo di interlocuzione che la madre, no? Dedica al figlio, che è caratterizzata da una dimensione prosodica molto molto forte e particolarmente stilizzata, no? Multimodale, fatta di un'esagerazione delle vocali rispetto ai suoni consonantici, fatta di una capacità di stare a turno e di riprendere, no? il proferimento di parola, possiamo già dire parola, no, ma quasi, del neonato nei confronti della madre, fatta di tutta una serie di movimenti che mostrano una forma di intonazione reciproca. Entrambe si focalizzano su tante altre cose, ma in particolare su questo tipo di dinamiche, per trovare in esse i primordi, no? Dei comportamenti artificanti, dei comportamenti musicali e della comunicazione umana, mostrando che la comunicazione umana, anche quella verbale, poggia largamente non solo sulla rappresentazione, sulla capacità di avere un riferimento semantico, ma poggia innanzitutto sulla capacità di instaurare dei legami sociali e di mantenerli, di rafforzarli. E questo perché si tratta di antropologhe naturaliste e, a loro parere, questo accade perché
l'Homo sapiens è un tipo di Homo che ha caratteristiche di vulnerabilità e di esposizione all'ambiente molto più accentuate di qualsiasi altro mammifero. Noi, a causa della nostra statura, no, al bipedismo, cioè il fatto che noi camminiamo su due gambe, abbiamo questa piccola caratteristica che ci distingue da molti altri mammiferi, e cioè il fatto che nasciamo largamente immaturi alla nascita e siamo largamente bisognosi di cure. La comunicazione umana e le attività artificanti in qualche modo sono viste come funzionali a rispondere a questo bisogno di cure, di protezione, di attaccamento. Questo da un lato. Gli altri due, sto semplificando al massimo, vi invito a leggere questi autori che dicono le cose molto meglio di me, però insomma, per capirci, una specie di filo rosso. Il filo rosso continua con i lavori di Brown e di Meaden, i quali sostengono entrambi, con linguaggi diversi, ma sostengono entrambi che nella storia evolutiva del linguaggio e nella storia evolutiva della musica si sarebbe configurato innanzitutto una forma di proto-comunicazione che non era né linguaggio né verbalità né musica propriamente, come noi la conosciamo adesso, ma che era quello che Brown chiama il musilinguaggio, music language, e che Meaden, con un senso anche così della provocazione, chiama scritto H e dopo molte M. Cosa vuol dire? Vuol dire una forma di comunicazione a base olistica e non combinatoria, cioè il nostro linguaggio, ma anche il nostro sistema musicale, quello che usiamo noi, non qualsiasi sistema musicale, ma il nostro linguaggio e il nostro sistema musicale si basano sulla combinazione di elementi semplici che sono appunto o le sillabe o le parole e le regole grammaticali, o le note e le battute e le regole, diciamo così, composizionali, no? Quindi un partire dalle unità discrete, l'esempio del mosaico di Schopenhauer, teniamolo sullo sfondo, il partire da unità discrete e il comporre via via un insieme più complesso. E invece entrambi sostengono che all'origine il proto-linguaggio sarebbe un linguaggio olistico, sarebbe un linguaggio, le due M, multimodale, cioè che non passa solo attraverso l'udito, no? Ma passa attraverso la dimensione tattile, passa attraverso la dimensione visiva, perché no? Eccetera, eccetera. Un linguaggio che è manipolatore, ecco, questo è un punto molto interessante. Manipolatore di che? Un linguaggio che è capace di gestire e di agire sulle emozioni altrui, sul sentimento di attaccamento o meno della madre piuttosto che del figlio. Tutto questo è reso possibile, secondo questi autori, appunto da una sorta di primordiale, dice impalcatura prosodica, dove appunto la dimensione ritmica, musicale, la capacità di variare le altezze, i timbri, i ritmi, allo scopo di gestire, no, la relazione emotiva con l'altro, è prevalente su qualsiasi tipo di significato referenziale. Perché solo successivamente, i due percorsi, quello musicale e quello linguistico, si sarebbero sviluppati, dicono entrambi, intorno a 200.000 anni fa, ovvero con l'affermarsi, con l'emergere delle prime forme di Homo sapiens vero e proprio. E si sarebbero differenziati portando da un lato
alla, la chiamano segmentazione, cioè al passaggio da una forma di linguaggio innanzitutto olistico a un linguaggio verbale prevalentemente combinatorio, ma non esclusivamente combinatorio, e una forma di musicalità che diventa, che in qualche modo eredita su di sé il peso maggiore della dimensione affettivo-prosodica del protolinguaggio. D'accordo? Naturalmente tutto questo non ci serve a capire che cosa c'è di particolare, che cosa differenzia Haydn da Rossini. Dico Haydn e Rossini perché sono gli esempi di Schopenhauer, ma Haydn, ma in realtà nemmeno Schopenhauer, diciamocela tutta, ci aiuta a capire la differenza tra questi due autori, se dobbiamo essere franchi. A cosa ci serve invece in qualche modo confrontarci con questo dibattito che non è propriamente filosofico, certo non è musicologico? Secondo me serve, ha degli effetti benefici, può avere degli effetti benefici da un punto di vista filosofico. Intanto un primo effetto benefico qual è? A mio parere ci aiuta a decostruire una dicotomia falsa, quella appunto tra musica e linguaggio, una dicotomia che è stata estremamente fertile perché ha dato vita a delle opere d'arte meravigliose, ma che è una dicotomia dogmatica, fallace, debitrice di una concezione dualistica, no? Da un punto di vista ontologico, dualistica da un punto di vista epistemologico, che dobbiamo smontare. A me pare che questo tipo di dibattito ci aiuti a smontare confini troppo rigidi che sono stati attaccati e al linguaggio e alla musica in maniera surrettizia. È proprio vero che il nostro linguaggio è eminentemente, è primariamente un veicolo per la referenza, certo che è un veicolo per la referenza, ma non è solo quello. E la referenza stessa verte soltanto su risorse sintattico-semantiche, o la referenza stessa è resa possibile anche dallo scambio, dalla dimensione prosodica del linguaggio, dal fatto che io, per esempio in italiano, posso mettere il soggetto prima o posso metterlo dopo e dare un'enfasi diversa alle varie parti del discorso. E questo condiziona il modo in cui il mio interlocutore comprende la referenza oppure no, d'accordo? E allo stesso tempo è proprio vero che la musica non ha a che fare in generale con la referenza. Abbiamo visto con Filippo Battisti che questo è tutt'altro che piano. E a me pare che da questo punto di vista dobbiamo recuperare fino in fondo quelle indicazioni del Nietzsche illuminista che ci dice attenti, è perché ci siamo dimenticati, ormai ci siamo così tanto abituati, è diventato un abito di comportamento, così è diventata una seconda natura, e c'è così familiare un certo modo di fare musica che comprendiamo immediatamente, ma questo modo familiare si è nutrito appunto di fili concettuali che abbiamo ereditato da una forma di vita che ci ha preceduto. Quindi innanzitutto questo tipo di dibattito, secondo me, ci aiuta a sfumare i confini e a guardare meno, insomma, con qualche sfumatura in più, no? Linguaggio e musica. Poi ci aiuta a fare che cosa? Ci aiuta ad adottare nei confronti sia della musica che del linguaggio qualche cosa che secondo me è benefico rispetto a certi approcci abbastanza tipici dei filosofi del linguaggio e degli estetologi, alla quale famiglia io appartengo, e cioè ci evita un approccio monologico al linguaggio, è un approccio direi lo stesso monologico, individualista metodologico all'arte, no? E alla musica in particolare. Noi siamo figli di una concezione moderna della musica e dell'arte, pensate, mi viene in mente Marrot per dire un nome tra gli altri. La musica e l'arte contemporanea sono l'espressione del sé. Kandinsky dice questo, oltre a dire che l'arte esprime se stessa, esprime anche l'individuo. Appunto, un approccio metodologico individualista.
che scarterei. Mi sembra che questo tipo di approcci, questo tipo di dibattito ci aiuti invece ad adottare un approccio sia alla musica che al linguaggio in termini dialogici, comunicativi, dove però comunicazione non significa espressione, veicolazione all'esterno, il telegrafo della ragione, no? Di qualche cosa che è già costituito all'interno, ma significa intessere, no? E mantenere un rapporto ritmicamente, no? Attraverso una sintonizzazione reciproca. Altro elemento, mi pare che questo tipo di dibattito sia rinfrescante perché ci evita di avere un approccio eminentemente, se non esclusivamente, semantico-sintattico al linguaggio, che ci impedisce di capire tante cose. In primis la letteratura, in primis i modi in cui funziona il linguaggio ordinario, che non verte solo su questo tipo di risorse. E dall'altra parte ci aiuta a riscoprire anche una dimensione emotivo-affettiva del linguaggio, che non va intesa appunto come capacità del linguaggio di esprimere qualche cosa che sarebbe precostituito al linguaggio stesso, ma come capacità di mettersi, no? Nei panni dell'altro e di in qualche modo condizionare mutualmente i propri comportamenti. E infine, appunto questo, rispetto a un trend dominante nelle neuroscienze e nella filosofia della mente contemporanee, ci aiuta a pensare al linguaggio e alla musica come attività, come comportamenti umani, molto umani, piuttosto che come emanazioni esclusive del sistema nervoso. Il sistema nervoso ha una portata enorme, ma non è l'unica risorsa su cui si basano questi comportamenti. E dunque, pertanto, quello che vi ho detto non vi spiega niente, né sulle differenze tra Haydn e Rossini, non spiega niente sull'esecuzione che stiamo per sentire di Berio o di Bonnet, però forse ha un effetto rinfrescante, minimo, a monte, che non dobbiamo disprezzare. Grazie. Bene, ringrazio moltissimo i nostri ospiti, sono stati chiari, esaurienti e pieni di stimoli su cui riflettere e che ci aiuteranno ad ascoltare con ancora maggiore attenzione e creatività quanto Michelangelo sta per offrirci. Se volete pure accomodarvi così ascoltate meglio.
Thank you.